C'è il maltempo, certo, ma c'è anche una pedemontana che per poter passare nel territorio di Carainati e di San Zenone degli Ezzelini ha creato un dislivello di strada davvero importante. Qui purtroppo, come sempre, quando piove tanto è critica la situazione, perché il sottopasso che vedete alle mie spalle, che è quello che permette di passare sotto alla pedemontana veneta, purtroppo quando piove tanto si allaga e non permette al paese di comunicare con la parte sud, tra parte sud e parte nord praticamente. Ci sono anche delle strade che portano sulle case delle famiglie dove ci sono anche degli anziani e purtroppo ieri era davvero tutto allagato, più di metà sottopasso allagato, non si poteva neanche accedere. Per non parlare dell'altro sottopasso realizzato troppo stretto per la doppia corsia al quale si è ovviato creandone un secondo, ma tutto ancora da aprire. Si attende da quel 9 dicembre 2019, data fissata per l'apertura al traffico. Qui siamo in via Cime, sempre a San Zenone, un'altra delle zone interessate purtroppo dalle forti piogge e dove sono stati creati vari danni. Devo davvero ringraziare la Protezione Civile e la grande squadra che abbiamo a San Zenone perché in queste giornate si stanno dando davvero tanto da fare.